Si è negata la possibilità ai cittadini di Este e Ospedaletto, da parte della Lega di Forza Italia, di poter votare al referendum per la fusione dei due comuni. Sarebbe diventato il comune più grande della provincia di Padova. Noi riteniamo sia stato compiuto un abuso, per questo chiediamo che i cittadini di Este e Ospedaletto siano messi nelle condizioni di poter decidere. Non può decidere Zaia al posto dei cittadini, anche perché questi due comuni, se si fondessero, avrebbero 18 milioni di euro da poter gestire nei prossimi 10 anni. Quindi siamo di fronte non solo a un abuso, ma anche a un danno che si arreca alle popolazioni della Bassa Padovana, dei comuni di Este e Ospedaletto. Stupisce che tutte le forze politiche si siano dichiarate sempre a favore delle fusioni. La Regione ha una legge per incentivare le fusioni, eppure in questa occasione la maggioranza si è schierata contro il referendum per dare la voce ai cittadini e consentire la fusione di Este e Ospedaletto. Sono entrati nel merito delle considerazioni e invece dovevano solo approvare il referendum per la fusione, darle la parola ai cittadini. Così Este e Ospedaletto perdono 1,8 milioni all'anno per 10 anni di incentivi per lo sviluppo del territorio, ma soprattutto entrano in contraddizione con ciò che Zaia ha sempre chiesto, il referendum, diamo la parola ai cittadini, e invece è stata privata la popolazione di Este e Ospedaletto proprio della volontà di decidere. Questo è gravissimo e il rinvio in commissione vuol dire no al referendum. Non hanno avuto neppure il coraggio di dire no chiaramente, hanno usato un escamotage che è peggio del coraggio di dire no.